Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura operazione filo conduttore a Catania, 10 le persone indagate con l'accusa di bancarotta e riciclaggio per favorire il clan Pillera Puntina e sequestrati beni per oltre 1 milione di euro. Il blitz è scattato all'alba, impegnati nell'attività oltre 60 militari delle Fiamme Gialle. Restiamo a Catania, dove un noto medico è stato ferito con un colpo di pistola. Mentre si stava recando al lavoro, la sua auto è stata affiancata da uno scooter con 2 persone a bordo che volevano il suo Rolex. La vittima ha reagito e uno dei 2 rapinatori ha aperto il fuoco. Dopo la consegna dell'orologio i malviventi sono fuggiti e il professionista è finito al pronto soccorso. Si è concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per tutti gli imputati il processo relativo alla maxi frode fiscale da 2,5 milioni di euro nella compravendita di pneumatici tra il Nissan e la Repubblica Ceca. 9 le condanne. Telecamere e sensori su tutto il territorio. Questo è il piano di prevenzione antincendio presentato dal sindaco di Palermo al comando dei vigili urbani di via Ugo La Malfa. Particolare attenzione, spiega la Galla, sarà riservata al controllo della discarica di Bellolampo affidata alla RAP e del Monte Pellegrino. L'anno scorso la città ha subito danni significativi. È in chiusura a Scicli, in provincia di Ragusa, è in corso una gara di solidarietà per salvare la vita a Marley, un bulldog francese di appena 1 anno con una grave stenosi polmonare. La raccolta fondi è già a metà dell'obiettivo di 5.000 euro. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!